Buongiorno e buon inizio settimana. Oggi è lunedì 24 agosto 2026. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 19:45. La luna si leva alle 17:52 e cala alle 3:15. Oggi si celebra San Bartolomeo. Il nome Bartolomeo ha origine ebraica e significa figlio della terra arata. Oggi, 24 agosto, si celebra il Waffle Day, in ricordo del giorno in cui Cornelius Swartwout brevettò negli Stati Uniti la piastra per questi dolci. Sebbene la piastra a nido d'ape moderna sia nata nel Medioevo tra Belgio e Francia, le radici del waffle affondano nell'antica Grecia. Croccanti fuori e soffici dentro sono diventati un simbolo della colazione in tutto il nord Europa e oggi conquistano i palati di tutto il mondo. Sono 65 le candeline per Sigfrido Ranucci. Volto simbolo del giornalismo d'inchiesta italiano, ha raccolto l'eredità di Milena Garbanelli alla guida dei Report. Con il suo lavoro instancabile continua a svelare retroscena e comportamenti disonesti, rappresentando un punto di riferimento per il giornalismo coraggioso ed indipendente. Festeggia oggi 45 anni anche Chad Michael Murray, l'attore statunitense idolo delle generazioni nate negli anni 90 grazie alle serie cult One Tree Hill. Ha saputo reinventarsi passando da ruoli di teen idol a interpretazioni più mature in serie come Riverdale e film d'azione. Un volto che continua ad essere amatissimo dal pubblico internazionale. Ed infine buon compleanno a Pierfrancesco Favino che oggi compie 57 anni. Considerato il maggior attore italiano della sua generazione, ha conquistato il pubblico e critica con interpretazioni magistrali in film come L'ultimo bacio, Il traditore e Nostalgia. Favino è uno dei pochi attori italiani capaci di brillare anche nelle grandi produzioni hollywoodiane, portando ovunque il suo immenso talento camaleontico. Un tuffo nella storia d'Italia. Il 24 agosto del 1862, a poco più di un anno dall'unità, la lira diventa la moneta ufficiale. Il re Vittorio Emanuele II firmò la legge per l'unificazione monetaria, affidando alla Zecca di Torino e agli stabilimenti di Milano e di Napoli il compito di battere la nuova moneta del regno. Sapete qual è la città più inquinata del pianeta? Storicamente il triste primato è appartenuto all'Infen in Cina a causa delle miniere di carbone. Tuttavia, secondo il World Quality Report, negli ultimi anni è New Delhi ad essere stata definita più volte la capitale con peggiore qualità dell'aria al mondo. Un dato che ci ricorda quanto sia urgente proteggere l'ambiente in cui respiriamo. Buongiorno e buon lunedì. Scopriamo subito insieme cosa hanno in serbo per noi le stelle per affrontare la giornata con il piede giusto. Ariete. Partenza con il turbo. Avete un'energia travolgente che vi renderà super produttivi fin dalle prime ore del mattino. Canalizzate questa grinta per portarvi avanti con il lavoro. Toro. Questo lunedì vi chiede di non fare le cose di fretta. Prendetevi i vostri spazi ed evitate i contrasti con i colleghi. Stasera cercate un po' di sano relax domestico. Gemelli. Sarete i re assoluti della comunicazione. La vostra parlantina è magnetica ed è la giornata perfetta per proporre nuove idee, fare richieste o sbloccare un accordo. Cancro. Un lunedì molto profondo e concreto. Siete particolarmente lucidi sul fronte economico. Ottimo momento per pianificare le spese autunnali o per un acquisto utile. Leone. Con una bellissima energia astrale dalla vostra parte, vi sentite sicuri e determinati. Siete carismatici e pronti a guidare con successo ogni situazione lavorativa o personale. Vergine. Le stelle vi consigliano di muovervi dietro le quinte in questo inizio settimana. Ricaricate le batterie e non strapazzatevi troppo. Una bella intuizione vi illuminerà in serata. Bilancia. Giornata fantastica per i progetti di squadra e le amicizie. Condividere i vostri pensieri con gli altri vi porterà grandi consensi e una piacevole ventata di ottimismo. Scorpione. Sarete molto determinati e concentrati sui vostri obiettivi pratici, ma attenti a non risultare troppo rigidi. Stasera staccate la spina e lasciate spazio alla leggerezza. Sagittario. Il cielo vi regala un immenso ottimismo
e tanta voglia di ampliare i vostri orizzonti. È il momento perfetto per pianificare un viaggio, un corso o un nuovo progetto a lungo termine. Capricorno. Questo lunedì vi spinge a fare ordine nei vostri pensieri più intimi e nelle scadenze pratiche. Affronterete ogni questione burocratica con il vostro tipico sangue freddo. Acquario. I riflettori oggi sono puntati dritti sulle relazioni e sui confronti diretti. Cercate la via della diplomazia e dell'ascolto per trovare l'accordo perfetto con chi vi circonda. Pesci. Giornata super produttiva per quanto riguarda la gestione della routine quotidiana. Sarete veloci, organizzati e riuscirete a sbrigare una marea di commissioni noiose. Buon inizio settimana a tutti! L'appuntamento con l'oroscopo quotidiano torna domani mattina. 4 anni prima del cinema dei fratelli Lumière, il mondo scopriva il cinetoscopio. Il 24 agosto del 1891 il geniale Thomas Alva Edison otteneva il brevetto per questo strumento, una scatola che permetteva di guardare immagini in movimento attraverso un oculare. Per molti è proprio qui che è nato il seme della settima arte. Vi è mai capitato di fare tutto il duro lavoro e poi vedere qualcun altro che arriva all'ultimo secondo per prendersi il merito e gli applausi? Gli inglesi descrivono questa ingiustizia con l'espressione to steal someone's thunder, ovvero rubare il tuono a qualcuno. Un modo perfetto per indicare chi cerca di oscurare il successo altrui. Georges-Louis Braque è stato il mago delle parole. Cieco all'età di 60 anni a causa di una malattia genetica, trasformò la sua oscurità in una biblioteca infinita di sogni e labirinti. Nonostante fosse il maestro del realismo magico, il premio Nobel gli fu negato per decenni per motivi politici, ma Braque rispose sempre con l'ironia di chi sa che la letteratura è più forte di qualsiasi altro premio. E ci salutiamo con la nostra frase del giorno e con l'energia di Jim Morrison. Io vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Quindi prendete in mano la vostra vita e godetevi ogni piccola cosa che vi accadrà in questa nuova meravigliosa giornata. Io vi aspetto sempre qui anche domani con il nostro almanacco. Una buona giornata dalla vostra Jaira.